Venerdì 31 luglio, Sant'Ignazio di Loyola. È il 213° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 153 al termine. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:40. La luna si leva alle 18:32 e tramonta alle 2:17. Al nobile Giorgio Querini viene proibito l'uso dello stemma di famiglia, vietato dal 1310 a causa della famosa congiura compiuta dai suoi antenati assieme a Baiamonte Tiepolo. Le previsioni per domani. Tempo stabile in prevalenza soleggiato. Precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche rovescio temporale promeridiano sulle Dolomiti. Temperature stabili o in lieve aumento, clima molto caldo con valori generalmente superiori anche significativamente alle medie del periodo. Venti in pianura deboli variabili con locale presenza di brezze, in montagna in prevalenza deboli settentrionali con brezze nelle valli. Mare calmo o poco mosso. La parrocchia di San Lorenzo o Duomo è senza dubbio l'edificio religioso di maggiore interesse a Mestre, costruita nell'Alto Medioevo, pare essere stata fondata in contemporanea con la cittadina. Sono due le teorie relative alla dedica del Duomo. Secondo una tesi, la dedica a San Lorenzo è dovuta all'anno di fondazione dell'edificio, invece un'altra vuole che il vescovo di Treviso intendesse sottolineare la propria autorità sul feudo di Mestre, assegnatogli, consacrando le chiese cittadine ai patroni delle chiese di Treviso. La facciata dell'edificio, secondo i canoni dell'architettura neoclassica, è a due ordini sovrapposti, l'interno a navata unica e a croce latina. Il Duomo custodisce opere d'arte di notevole interesse, le formelle in bronzo che compongono il portale, opera di Gianni Aricò. L'altare maggiore del Duomo di Mestre proviene dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie dopo la sconsacrazione, sovrastata da una bellissima pala risalente al 1593. La Sacra Famiglia, opera di Gaspare di Ziani, domina il secondo altare. Da vedere è anche la cupola con l'affresco della Gloria della Santissima Trinità, opera di Giovan Battista Canal. Nella sagrestia è conservato un importante reperto storico, la Madonna del Don, trovata dagli alpini nel 1943 durante la campagna in Russia. Nel campanile si trova la campana Borromea, donata dal cardinale San Carlo Borromeo, ospite della città nel 1513.